esempio, mi ha molto colpito. L'altro giorno sul Corriere c'era questa immagine. È la nazionale australiana che gioca con l'Arabia Saudita. Sì. E c'è il momento di raccoglimento, questi qua Il gialli. minuto di silenzio, Sì, sì. questi qua sono il minuto di silenzio. Questi qua gialli sono quelli dell'Australia e questi qua in ordine sparso che se ne fottono sono quelli della nazionale saudita. Ed era il minuto di silenzio per le vittime di Londra, Sì. del terrorismo. Ma siccome i sauditi, se non sono direttamente terroristi, allevano i terroristi e finanziano i terroristi, è logico che se ne strafreghino delle vittime di Londra e quindi non partecipano. Neanche l'ipocrisia, Sì. loro dicono non fa parte della nostra cultura. Sì. Neanche Ma in mancanza di buona educazione sarebbe gradita almeno l'ipocrisia, invece niente, neanche quella. Che messaggio passa da questo? Passa che loro sono tifosi dei terroristi, ma è talmente evidente. È come quando c'è un attentato, non so, in Francia, in Inghilterra, in Belgio, eccetera, cosa fanno i cosiddetti islamici bravi, buoni, no? C'è un Islam buono, Sì. dicono. Io non ho mai visto una manifestazione di ostilità organizzata dagli islamici buoni nei confronti dei terroristi, dei loro confratelli terroristi. Se non fossero dalla loro parte, dalla parte dei terroristi, dovrebbero manifestarlo E in modo andare a urlargli clamoroso. bastardi terroristi. Terroristi, come... vi vogliamo mandare nel deserto. No, niente, non c'è un corteo, un raduno, dichiarazioni, niente, tutti zitti, evidentemente chi tace acconsente. questo è brutto da dire. C'è sta cosa del Qatar, se non sbaglio, no? Sì, c'è in ballo anche questa roba del C'ha Qatar. mezza Milano. Sì, Perché hanno fino anche a- investito bene qui, Sì, non sono perché loro non hanno tanto interesse, diciamo così, a ferire le zone dove loro hanno interessi forti, banche, grattacieli, attività varie. Lì vogliono che queste zone siano risparmiate dai terroristi, li mandano altrove. Poi ci sono purtroppo gli isolati, i pazzi, che si organizzano da soli per fare degli attentati, e a quelli diventa difficile fermarli. Però questi del Qatar finanzierebbero varie moschee. Sì, Si sì. parla di Sesto San Giovanni, quella che dovrebbero Pare costruire, di sì. Bergamo stessa, il fondo. Ma anche un paio dei grattacieli bellissimi qui di Milano pare che siano, anzi pare, è certo che sono stati edificati grazie a finanziamenti potenti di questi paesi. Ma loro come ci risparmiano, dico i terroristi, non quelli del Qatar. I terroristi ci risparmiano perché qui hanno l'interesse. Hanno gli interessi e poi i terroristi passano da qui, nessuno ne fa niente ai terroristi, tant'è che anche l'ultimo attentato, quello di Londra, Sì. aveva come protagonista il figlio di una bolognese. Che si è convertita all'Islam. No, è nato già convertito perché No, padre, la madre, poi la madre. Sì. La madre ho visto, è italiana, Sì, ma sì, ho visto che c'ha il sì, velo. sì. Quindi capisci che i pazzi ce li alleviamo anche noi e non gli facciamo niente, perché lui aveva dichiarato che voleva fare il terrorista, l'aveva Ma dichiarato. cos'è che ti è successo con le donne musulmane velate che ho visto l'altro giorno sul Perché Libero? noi abbiamo fatto un articolo Aspetta, dicendo... fammelo trovare, Sì. direttore, Sì. perché ho visto che ti fanno i cartelli. Sì, ma Eccolo qua, mogli sì. di un islamico e felici. Che è Sì. successo? No, Cos'è no, spieghiamo bene. Noi abbiamo scritto un articolo, secondo me anche ben fatto, per dire alle donne italiane: state attente, non sposate a cuor leggero degli uomini musulmani, perché vi possono creare solo dei problemi, cioè vi sottomettono, vi picchiano, vi impongono dei criteri di vita, dei modelli di vita che sono incompatibili con quelli occidentali. Un articolo di buon senso, caspita. Il giorno dopo quelle 4 o 5 sfigate che hanno sposato un musulmano, probabilmente spinte dai loro mariti, hanno detto: no, noi abbiamo sposato un musulmano e siamo felici e contenti, che è una stupidaggine evidentemente. L'altra sera ero fuori da una moschea a Roma, c'era Ramadan, no? Moschea tra l'altro fatta in un palazzo. Anche sto Ramadan ha rotto le scatole. Vabbè, lo fanno.
Sì, sì, però il problema è che erano 6 appartamenti normali di gente che se l'è comprato lavorando tutta la vita. Nel sotterraneo prima c'era una palestra, ma non aveva l'agibilità, gliel'hanno chiusa, sto poveretto. E invece la palestra no, la moschea sì. 600 a pregare sotto. No? Questo dove era? A Roma. A Roma, ma lì succede di 600 complimenti alla Raggi. A pregare sotto. Ma il punto cos'è? Escono queste bambine di 3-4 anni, perché hanno messo anche le donne in fondo, ma le donne le hanno messe tutte lì stipate. Escono queste bambine di 3-4 anni tutte coperte, tutte velate. Non sono riuscito a fotografarli perché avevo... Allora, ma scusami, ma agli italiani tolgono i figli per molto meno, lì isoli una creatura. Sì, hai ragione, ma qui non si interviene perché c'è il terrore e poi c'è un movimento, un'opinione, una parte dell'opinione pubblica che vuole l'integrazione, l'accoglienza, facendo dei discorsi retorici e basta, che poi non trovano riscontro nella realtà, perché tu non puoi integrare gente che non vuole essere integrata. No, gli andiamo bene solo per incassare i contributi per i vari figli. È gente che mantiene le proprie tradizioni, i propri costumi e anche le proprie leggi, che sono quelle coraniche, perché sappiamo che nei paesi medio orientali c'è lo Stato etico, non c'è lo Stato liberale. Noi abbiamo separato la religione dalla politica, no? L'illuminismo ci ha portato a fare questa riflessione e ad adottare questo modello democratico, diciamo. No? E invece loro, per loro la religione e le leggi dello Stato sono un tutt'uno, sono la stessa cosa. E questo è gravissimo, perché poi quando vengono qui non riconoscono le nostre leggi, ma fanno sempre riferimento alle leggi coraniche, alle loro. E non si può vivere in un paese senza rispettarne le norme. I costumi. Senti, io sono preoccupato perché il ministro Calenda rassicura che non ci saranno gli aumenti dell'IVA. E vuol dire che ci saranno. Allora c'ho ragione. Sì, perché poi Padoan, perché lui si fa chiamare, come non mi ricordo. Padoan. Sì, è di Padova, non è romano, lui è di Padova. Vabbè, a parte quello. Ma si capisce che invece ha ricevuto degli ordini da Bruxelles, dall'Europa, per non solo aumentare l'IVA, che prima o poi aumenteranno. Ma non è una roba che non vi interessa a casa, se aumenta l'IVA vi aumenta dal pane al latte, alla frutta, alla verdura, tutto. Tutto, chiaro. Ma c'è anche l'intenzione piuttosto seria di rimettere la tassa sulla prima casa, il che vuol dire massacrare milioni di famiglie. Pensa che, per esempio, noi vogliamo rilanciare il lavoro, l'economia. Pensa che i capannoni dove si lavora pagano l'IMU, quindi vuol dire osteggiare gli imprenditori. C'è gente che continua, succede ancora. C'è gente che continua a buttare giù il tetti di capannoni, parti di capannoni che non usa perché così non paga l'IMU. Sì. Caspita, è una cosa orrenda. Ce lo mettono in quel posto? Ma ne sono sicuro, perché guarda, le notizie belle annunciate non si verificano mai, quelle brutte tutte. Senti, chiudiamo con... abbiamo ancora un po' di tempo, ma chiudiamo con 2 notizie che riguardano gli animali. In Giappone ti lasciano portare il gatto in ufficio, fa sparire la rivalità tra colleghi e giova alla produttività. Scusa, ma mi è caduto il microfono. Vedo di arrangiarmi da solo. Grande direttore, tanto dopo tanti anni. Vabbè, sì, con i microfoni ho dimestichezza. Anche perché se te lo mettono gli altri ti rovinano una giacca. Dobbiamo dire, no, noi ogni settimana, lui ha delle bellissime giacche, ha un gusto incredibile nel vestire. Ogni settimana gli roviniamo o una giacca o una cravatta infilandogli i microfoni male. Quindi lui fa da solo perché dice almeno questa giacca la salvo. Almeno questa. Ecco. Allora dicevo, in Giappone danno un bonus di 50 euro a un dipendente che adotta un randaggio e si porta anche un gatto in ufficio. Ma perché in Giappone c'è molta sensibilità, perché chi vuol bene agli animali c'è il rischio che voglia bene anche agli altri uomini, ma se tu non vuoi bene a una creatura inerme, diciamo così, che non ti fa niente, e come farai a voler bene poi a chi ti rompe le balle sulla metropolitana? Ti piace questa idea? Sì, mi piace molto. Ho visto che oggi la
Bertuzzi si è portata le 2 figlie. Le 2 carinissime, bellissime. Sì. Buone, ma no, sono come 2 gattini. Esatto. Però niente bonus. Bonus niente, perché noi siamo in bolletta. Ascolta, quindi bella questa cosa qua. Lui quando si parla di gatti cambia, si intenerisce. Certo, mi piacciono molto. Ecco, però, questo è il Giappone. Sì. Però leggo che in Cina basta con l'anarchia, è l'ora del cane unico. Una legge vieterà ai cittadini di possedere più di un animale alla volta. Banditi, pastori tedeschi e levrieri, la città di Qingdao ha deciso di limitare il possesso a un solo cane per famiglia. Guarda, io non sono un conoscitore della civiltà cinese, sono stato uno dei primi in Italia ad andare, quando lavoravo al Corriere mi mandarono lì a fare dei servizi. Ai tempi delle biciclette. Ai tempi delle biciclette dappertutto, era pericoloso attraversare la strada perché c'erano fiumi di biciclette e c'erano delle biciclette col sidecar, con dentro dei bambini cinesi, che devo dire, i bambini cinesi sono stupendi, peccato che poi crescono, però veramente molto carini. E allora era così, ma non avevano soldi, erano molto poveri, per cui alla sera dopo le 6, quando il lavoro era terminato, vedevo dei cinesi che pur di avere un animale andavano in giro con la gabbietta con dentro un canarino. Ma veramente? Sì. Noi andiamo in giro col cane al guinzaglio e loro con una gabbietta con dentro un canarino. Perché il canarino? Perché il canarino non è che consuma molti alimenti, no? Basta un po' di miglio e finita la fiera, costa pochissimo. Poi sono diventati ricchi, non tutti purtroppo, e adesso cominciano ad avere la possibilità di tenere un cane, ma è un passo avanti, non è un passo indietro, perché fino a poco tempo fa i cinesi non potevano fare più di 2 bambini. Ah, ecco, è vero, è vero. Quindi certo, se non puoi fare i bambini poi porti a casa 5 cani ed è un casino. Così invece uno è già un passo avanti, non è diciamo una manifestazione di grettezza, è il desiderio di insomma, fare un passo avanti, l'hanno fatto. Mi veniva una battuta sull'uccello in gabbia, ma sì. Siamo su una rete molto tradizionalista e quindi stiamo tranquilli. Stiamo tranquilli e salutiamo Lasciamo tutti. stare gli uccelli. Sì, lasciamoli dove sono. Sì. Vabbè. Sì. Grazie direttore. Grazie, un saluto a tutti.